Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina una nuova scossa è stata avvertita in Friuli, addirittura si è sentita in Austria, quindi diciamo una scossa non tanto comunque chissà che, ma di magnitudo 3.5, quindi però comunque è stata molto sentita in molte zone, diciamo anche in Austria è stata avvertita. Quindi stamattina verso più o meno le 6 diciamo di stamattina ha avuto epicentro a vicino Udine, una Tolmezzo come si chiama più o meno. Quindi una scossa di magnitudo, ciao Alessandro, 3.5. No, che io so, no, danni no, no. Perlomeno per quello che c'è ora no, non risulta nulla, no. Scrivo così il titolo, dici? Per fare qualcosa di diverso, capisci? Su YouTube oramai tutti quanti mettono lo stesso titolo, tutti quanti diciamo fanno lo stesso titolo, allora scrivere terremoto in Friuli così così sarebbe una ripetizione, quindi allora sto cercando di farlo a modo mio, nel mio dialetto, che diciamo in effetti voi capite in effetti cosa voglio dire quando faccio il titolo. No, no, Silvana, non ci sono danni, no, no. Posso perlomeno da quello che ho visto ora non ci sono danni, solo un po' di paura, diciamo. Quindi in effetti ultimamente in questa zona ci stanno molte scosse, difatti ieri c'è stata una di 4.4 diciamo, quindi ci sono state due o tre scossette dalle giornate di ieri, quindi diciamo che in questa zona un po' ultimamente ci stanno avendo queste scosse di terremoto. Nulla di che, però sta tremando un po', diciamo, la terra da queste parti, diciamo. Quindi non lo so. Per ora ho provato a controllare su tutti, diciamo, la TV in tutte alle 6:10 più o meno. All'alba, diciamo, ragazzi, Alessandro. Quindi per ora non ho, vi ripeto, non ho notizie, ma comunque dal primo impatto non ci sono danni a persone o cose, quindi credo che rimanga così, perché se no da stamattina alle 6 ragazzi avevo trovato qualche notizia, diciamo, di questi danni a qualcosa, a persone, no. Solo tanta paura, questo sì, perché comunque diciamo sono stati un sacco di chiamate ai vigili del fuoco, comunque loro hanno detto che non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose per almeno il momento di quello che si sa, anche perché la zona è ampia, quindi comunque in queste ore diciamo non ci sta nulla, quindi può darsi pure che tra un'ora una casa si è rotta oppure se qualche crepa, ma non diciamo non risulta nessun danno fisico oppure a qualche struttura, almeno fino a quest'ora che sono le 12:16, perché stiamo in tempo reale in effetti, quindi diciamo fino a quest'ora ragazzi non ci stanno, ringraziando Dio, nessun ferito oppure qualche struttura sia pubblica o privata che si... L'epicentro è stato a Tolmezzo, se non vado errato, sì sì, Tolmezzo sarebbe in effetti vicino Udine, quindi sì, vicino Udine, sì, Tolmezzo vicino Udine, sì, alle 6:10 più o meno. Quindi ragazzi, l'argomento diciamo era questo qui, l'ho voluto fare sempre come faccio in live, con il titolo in napoletano per distinguermi dagli altri che purtroppo non possiamo scrivere tutti la stessa cosa con lo stesso titolo, diciamo allora voglio distinguermi dagli altri e lo scrivo nel mio dialetto salernitano, che poi no, è comprensibile, non è che non si capisca, poi al finale nel video cerco di parlare un po' italiano, quindi il titolo avete capito benissimamente
diciamo di che cosa si trattava, solo che giustamente voglio fare qualcosa di nuovo e non il semplice terremoto in Friuli stamattina, perché dopo dicono che facciamo sempre noi, diciamo che stiamo su YouTube, scriviamo tutti quanti lo stesso titolo, lo stesso cosa, e quindi dicono che siamo ripetitivi. Allora voglio dare l'informazione in napoletano, che è una cosa nuova, diciamo, quindi è una cosa mia. Lo torno a ripetere, lo faccio amatorial, cioè non mi pagano, quindi io lo faccio così per dare l'informazione, quindi non ho scopo di lucro, perlomeno adesso no, e lo faccio proprio in diretta, non faccio più video caricati, in live faccio la, così mi posso anche rispondere a te, a un altro. Allora, signora Roberta, la invito a chiudersi dal mio canale. La ripeto, io non la conosco né la voglio conoscere. Non voglio un iscritto in meno, non mi fa male. Ti ho detto che io non voglio che mi ripeti le stesse cose. Per piacere, o ti cancello io o ti cancelli tu. Grazie. Ciao ragazzi. Scusate, purtroppo la gente è poco educata come sempre sui canali. E purtroppo, come si dice, non si può fare a meno. Quando mi vedo costretto li blocco, non è perché io lo voglio fare perché sono cattivo, però importunarmi di continuazione su certi argomenti penso che è pesante, no? Quindi non è che io voglio mancare di rispetto a nessuno, però loro, vedi, ancora che scrive. Allora sono stato chiaro, io quando faccio... Sì, sì, Alessandro, ma guarda, ma è un casino, parlano di cose che non c'entrano nulla con il video e io ho pregato, vuoi parlare? Fammi una domanda sul terremoto, fammi una domanda, quello mi fa una domanda personale, una domanda così, vedi, le tue iscritte curiose, cioè cosa c'entra con il mio video? Dimmi Alessandro. Allora non penso che sono io il maleducato qui. Comunque ragazzi lasciate stare, non pensate, bloccherò anche questa... No, la bloccherò anche pure questa qui, ma brava Elena, sappiamo tanto chi è, quindi bloccherò anche questo nome come tutti gli altri che vengono bloccati. In Friuli Maria, stamattina alle 6, magnitudo 3.5, non ci sono danni comunque. No, ma figurati Alessandro, no, è perché qua è un casino, guarda, io faccio il video per dare informazioni e questi si mettono a scrivere cose che sono... Ma poi possono pure fare una domanda che sia... però non insistente, che tutti i giorni che faccio una live questa mi scrive, sempre la stessa cosa, dai. Poi non è che vuole l'informazione che io do, mi cerca cose che sono diverse. Ciao Alessandro, buongiorno pure a te. Quindi in effetti ragazzi io non è che voglio, non voglio bloccare nessuno, però vedi, fa nomi, cose, non mi piace. Cioè io parlo del terremoto e lei mi fa nome di persone, quindi perché non ho capito, capisci? Ragazzi purtroppo dove in Friuli Alessandro stamattina all'alba intorno alle 6, magnitudo 3.5, nessun danno a persone e cose. Allora, ti ripeto, cara signora Roberta, cancellati dal mio canale per piacere, te lo chiedo per piacere davanti a tutti. No, vai a vedere un altro canale. Io non ti ho chiesto di iscriverti. A me, io questi Francesco, tutti questi amici sono da anni che ti giuro non mi hanno mai dato fastidio. Faccia che cosa vuole, signore. Io non la voglio sul mio canale. Il canale è privato e quindi io accetto chi voglio io, perché il canale è mio. Grazie ragazzi, un saluto e scusate questa brutta cosa che non mi piace fare queste cose, però purtroppo la gente sono fatta così, quindi devo vedere, non lo so. Il diluvio universale, devo informarmi perché ieri non ci sono stato perché sono andato a lavorare ragazzi, quindi quando posso, allora fate bloccare un attimo a questa signora. Ecco qua, l'abbiamo tolta ragazzi, così un attimo solo ragazzi.
che la sto bloccando, l'ho segnalata, ok, e l'abbiamo tolta. Quindi ragazzi abbiamo eliminato la signora che molestava, diciamo, purtroppo l'ho dovuta segnalare come sempre, mi dispiace farlo ma ha incominciato a offendere, quindi io l'ho segnalata come molestia o bullismo e in questo momento non può commentare più in questo video. E purtroppo vedi Alessandro, io cerco, ma poi mi mettono costretto, che devo fare? Io volevo evitarla di bloccarlo, ti giuro, perché se si attiene a farmi domande e cose, sì, ma farà un altro, eccola qui, vedi, anche è sempre lei, ragazzi, però segnalo pure questa qui e quindi andiamo, se ne va pure questa qua a casa. Ciao. Allora, molestia e bullismo, segnala un'opzione nei miei confronti, segnala, segnala me, ok. No, ho fatto, ho anche segnalato pure quest'altra, quindi i suoi due account sono andati via. Vedete ragazzi, la gente davvero, a volte davvero, non lo so, forse è caldo ragazzi. Cioè, la stessa persona aveva già pronti due account per scrivere con me, quindi pensate un po'. Allora, io guardate ragazzi, io lo ripeto, io qui su YouTube non cerco nessuno, lo faccio perché mi piace. Ma basta fare le mail, Alessandro, ne puoi fare secondo me un sacco. Secondo me questa è la cosa sbagliata di YouTube. Cioè, una volta che tu con quello, come si dice, diciamo l'indirizzo IP, vede? Oh, stai ancora qui, ma mamma mia. Quindi, sì, sì, è l'inquinamento, sì, sì. Ragazzi, scusatemi, succedono queste cose purtroppo. Vi auguro una buona giornata. Se saprò che cosa, vi aggiornerò. Scusate di questo finale un po', diciamo, caldo. Ma purtroppo la gente che dobbiamo fare? Ci dobbiamo è il vento, il sole, non si capisce, qualcosa sta nell'aria che non va bene. Ciao ragazzi, buon appetito perché fra poco andiamo a mangiare. Ciao, ciao, ciao Francesco, ciao Maria, ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi.